L'abbiamo a lungo attesa, a lungo abbiamo desiderato il ritorno, ora finalmente è giunto il momento. Benvenuti amici di Fanner qui al campo Garbaglia, dove De Angelis e Pisana Calcio 8 si apprestano a scendere in campo. In palio i primi 3 punti della nuova stagione della Serie A, Lega Calcio 8. Questa è quella partita, quella dopo bisogna che si manca di fammi mettere il silenzioso. Devo trascrivermi tutti qua almeno. Non mi devo tenere 2 fogli. Ah, stai mettendo pure quelli con la... Ok, sì, scusa, ci ho pensato. No, mica per te. Zani. Valentino 10. Quindi si ripetevano? No, erano cose diverse però. Apri! Prende ora il via il match con la Pisana a dare il calcio d'inizio, il pallone che gira sulla fascia sinistra del campo. Zona centrale, centrocampo. Ancora sfera che gira veloce, la prima verticalizzazione. Pallone avanti, il controllo buono dalla sinistra, l'uscita ottima del portiere avversario. Può distendersi ora al De Angelis che ha spazio davanti a sé. Con calma De Angelis, senza fretta, il disimpegno sbagliato. Alto il pressing della Pisana in questi primi minuti. Rimessa laterale per la Pisana che tiene palla con Valentino, gira la sfera da retrovie, ancora senza fretta la spalla in maglia nera, anticipo ottimo dalla retroguardia del De Angelis, ancora però la Pisana a fare la partita, può avanzare la Pisana, si rifugia il De Angelis in rimessa laterale dopo l'insediva di Giammattei. Tentativa invertita della Pisana che è partita bene in questi primi 3 minuti di gioco. Con calma la Pisana va da Capitan Giacinti sulla fascia destra, il cross di prima intenzione, la respinta ottima, va De Angelis, adesso ancora Giacinti, ottimo il break, ha spazio davanti a sé la Pisana per offendere, il tiro sul primo palo respinto. In 2 tempi si salva la retroguardia del De Angelis. De Angelis che adesso può andare davanti, ha spazio davanti a sé per calciare. Ferma adesso il gioco il direttore di gara sul tiro di Filonardi. Azione sulla sinistra, si sviluppa Filonardi dalla sinistra, ancora il tiro sul secondo palo e mette a segno il primo gol della stagione per il De Angelis, sblocca il risultato numero 7, Filonardi dopo una bella azione sulla sinistra, mette a segno il primo gol stagionale, 1-0 per il De Angelis. Parte male quindi la Pisana all'esordio stagionale, il gol subito dopo pochi minuti da un'iniziativa del De Angelis di Filonardi. Adesso subito la reazione della Pisana che si porta in avanti con il tiro dalla distanza di Ciasca. Va da fondo De Bernardo. Il pallone ancora in avanti che scorre il sinistro di prima intenzione, ottima la risposta del portiere avversario. Primo calcio d'angolo della partita per la Pisana. Il cross lungo sul secondo palo dove non c'è nessuno.
Rimessa dal fondo per il De Angelis. Pressing alto adesso della Pisana, costretto al rinvio lungo dal retroparte del De Angelis. La Pisana senza fretta da dietro, sale, attenzione al cerchio centrocampo, Laurato, il pallone sulla destra sporcato, il rinvio non pulitissimo dalla difesa del De Angelis, che adesso però può andare. Sale ancora palla al piede la squadra in maglia bianca, l'apertura sulla fascia destra, la finta, poi il tiro col sinistro. De Bernardo si rifugia in calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto potente, però poco preciso attraverso l'area di rigore, e si spegne dall'altra parte. Può uscire adesso dal pressing la Pisana. Laurato, apertura sulla fascia destra, ancora manovra, cerchio centrocampo, la verticalizzazione improvvisa, il fallo sarà calcio di punizione, il primo della gara per la Pisana. Ora la battuta del calcio di punizione, la Pisana che spreca però calciando alto sopra la traversa, difesa da Zani. Cerca il lancio lungo il De Angelis, che questo primo tempo, in questi primi minuti, senza osservare, si è comunque portato in vantaggio. Piccolo il possesso palla della Pisana, che gestisce. Carnevali sale, palla al piede, l'apertura sulla fascia sinistra, si torna indietro, ottimo però l'anticipo del De Angelis. Giacinti però non lascia filtrare il pallone, spazza lontano, sarà rimessa laterale in favore del De Angelis nella propria tre quarti campo. Il rilancio lungo con le mani, pallone ancora che schizza a Massari, riesce a metterlo giù. Allora Giacinti, ancora Massari, tenta la fuga sulla fascia destra, chiuso però bene da due giocatori, raddoppiato, poco ignora di stendersi De Angelis. Il pallone in verticale, ancora il De Angelis che porta a casa calcio d'angolo, anzi no, direttamente rimessa dal fondo. De Bernardo subito a rimettere in gioco il pallone con le mani. Il lancio lungo a Massari con una grande giocata, se ne va ad un uomo, ancora a Massari, su di lui due uomini costretti al fallo per contenerlo. La rimessa laterale, Giacinti per Piccolo, serie di finte, lo scarico che non riesce. Adesso il rilancio del De Angelis che non riesce ad uscire dalla propria tre quarti campo, con difficoltà lascia un solo uomo al di sopra della linea del pallone. Il passaggio che non filtra di Piccolo, ancora la Pisana, la scucchiaiata che non riesce di Carnevali. Piccolo, cerchio di centrocampo, il lancio lungo a pescare un compagno libero sulla fascia destra. Lo scarico indietro di Ferretti, ancora Piccola, spazio davanti a sé, può calciare, da palla a Carnevali, il tiro con il destro, si controlla con lo sguardo Zani senza troppe difficoltà. Ora
Ancora il numero 1 del De Angelis, rilancio lungo con le mani, buono a cercare un compagno. Ottima l'azione, poi il tiro a seguire di Pensa Bene. A Massari, mette giù un pallone. Ancora il gioco di Chianelli. Chianelli per Laurato. Laurato, lo scarico, piccolo. Serie fitta e intensa di passaggi della Pisana. Ancora un tentativo della Pisana. Fa bene filtro però il De Angelis, che riesce a guadagnarsi una rimessa laterale. Ancora De Angelis in possesso, in difficoltà sul pressing avversario, il rilancio lungo. Bene a cercare un uomo dalla fascia opposta, il tentativo di sponda in un compagno. Non si concretizza però. Quindi Chianelli. Piccolo. Carnevali, può salire palla al piede, preferisce scaricare indietro, facile per Piccolo, che favorisce l'avanzata di Chianelli. A Massari, 1 contro 1, a Massari. Torna indietro, si va da Piccolo, Piccolo il destro, pericoloso. Piccolo calcola male il rimbalzo, rimane a terra l'uomo del De Angelis. L'arbitro fischia il fallo, sarà il calcio di punizione in favore della squadra in maglia bianca. Siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, posizione proibitiva per un tiro. De Bernardo vuole comunque posizionare la barriera, sembra intenzionato a posizionare la barriera di un uomo composta da Massari. Fatta adesso il tiro con il sinistro potente, deviato in calcio d'angolo. Secondo angolo del match per il De Angelis, battuto corto potente a Massari, il tentativo di dribbling, il pallone che rimbalza il direttore di gara e torna in campo. Il De Angelis in avanti, il tiro, De Bernardo in calcio d'angolo. Adesso occasione per la Pisana che può ripartire in contropiede. Si è già però riposizionata la retroguardia del De Angelis. Il pallone, il tocco morbido che non filtra della Pisana, ottima azione, spazzata però. C'è adesso Carnevale. Piccolo, ha toccato tantissimi palloni in questi primi minuti. Piccolo rilancio lungo in una zona in cui però non ci sono maglie nere. Il pallone sfila e rimessa dal fondo. Stesso palla, la difesa del De Angelis deve gestire il rilancio lungo di Natalizzi. Chianelli per Piccolo, ancora a gestire le redini del centrocampo. Azione, poi il tiro di Piccolo sopra la traversa. Provvidenziale deviazione dell'estremo portiere avversario. Zani, sarà calcio d'angolo quindi per la Pisana. Non rimessa dal fondo, il cross lungo per tutti, fuori. È elaborato e poco concreto il calcio d'angolo del De Angelis, che adesso, della Pisana scusate, che può ripartire. Adesso il De Angelis in contropiede.
l'apertura sul secondo palo, il controllo molto buono. Ancora il tiro con il sinistro in diagonale di Ciasca. Chianelli a Massari, non riesce a girarsi ma porta comunque a casa una rimessa laterale, permette alla Pisana di guadagnare metri. Piccolo, l'azione si sviluppa dalla fascia sinistra, il tiro pericolosissimo che forse bacia il palo prima di uscire. Che conclusione improvvisa che fredda il portiere avversario, inerme. Può manovrare adesso palla il De Angelis che si affida alle spizzate centrali del suo attaccante. Adesso in pressione, ne esce però bene la Pisana. Capitan Chianelli. Sala adesso, palla al piede Piccolo. Il pallone sulla sinistra. Ancora Piccolo. Perde però il controllo della sfera, ma quindi adesso ripartire bene De Angelis in contropiede. Il sinistro in diagonale, ancora pericoloso il De Angelis, situazione di ripartenza. Che palla, persa da Piccolo. Chianelli, il rilancio lungo a cercare l'attaccante, il tentativo di rovesciata, Murata. Che grande azione della Pisana. Ciasca, ancora a portare il pallone. Natalizzi, Giacinti. Senza fretta De Angelis, in vantaggio di un gol, ricordiamo. Ciascia, ha spazio per il tiro, lo prova. De Bernardo a terra, blocca il pallone. Adesso sembra aver alzato il proprio baricentro il De Angelis che rischia la giocata con Giacinti, Natalizzi. Ancora il possesso palla degli uomini in maglia bianca. Attaccata alle spalle Ciasca. Non in difficoltà però, ancora il rilancio lungo. Bene il De Angelis che si mantiene davanti. Ciasca. Possesso palla adesso lento e prevedibile del De Angelis che getta questo pallone con Natalizzi che prova a sorprendere De Bernardo, un ottimo portiere con un tiro dalla distanza velleitario. Palla persa adesso sanguinosa dalla Pisana, può ripartire De Angelis in contropiede, l'apertura sulla fascia destra, azione che si sviluppa, il tiro in diagonale sul secondo palo, è un grandissimo gol, quello degli uomini in maglia bianca che da una ripartenza segnano il gol del 2-0, ancora una ripartenza, ancora il De Angelis a segno, 2-0. Non il migliore degli avvii per la Pisana, calcio 8 che era partita in modo propositivo, tra le due squadre sembrava la più brillante, ma è stata poi punita da alcuni errori e dalle ottime ripartenze orchestrate, organizzate dal reparto offensivo del De Angelis. Letale in contropiede, letale su ogni palla persa. Si batte adesso Fiammarelli, il pallone è giocato e c'è il fallo del numero 9 in maglia nera. Ciasca può puntare la porta, spazio davanti a sé, Ciasca ha un uomo, lo punta, sceglie poi di tornare indietro, si appoggia facile ad un compagno. Gioca adesso facile con personalità il De Angelis, forte dei 2 gol di vantaggio. Natalizzi rilancia in avanti per non rischiare. Laurato salta bene un uomo, ancora il numero 8 Laurato, l'apertura sulla fascia destra dove c'è Ammassari, fermato ottimamente da Natalizzi. Lo scarico
Ciasca l'appoggio indietro, la finta ottima di Valentino che manda a vuoto un uomo, ancora Valentino, sale, palla al piede, palleggia adesso meglio il De Angelis. Mentre adesso fuori spiegabilmente un pallone il De Angelis che ha mal gestito la sfera in questa occasione. Quindi rimessa laterale per la Pisana, tre quarti offensiva, può sfruttare l'occasione la Pisana che è un po' calata in questi ultimi minuti. Pallone fuori per Chianelli, Chianelli tenta l'apertura, non gli riesce, guadagna comunque una rimessa laterale. Chianelli, ancora in avanti la Pisana, Chianelli il tiro in diagonale, respinto dalla difesa del De Angelis che ancora una volta può approfittarne in contropiede. Ottima la giocata a liberare un uomo sulla fascia destra, non filtra però il pallone. Laurati, ottima la giocata, palla al piede. Ancora Laurati, può salire. Piccolo, piccolo il controllo sbagliato, incredibile. Chiesto un time out dalle due squadre, si può riposare. Dove chi è il numero 7? Non ce l'hanno dato, eh? Sì, sì. No, sembrerebbe no. Perché mi sono sbagliato, ho letto che... Vedi che loro hanno un De Angelis qua, no? Beh, E pensavo fosse loro perché il capitano loro si chiama De Angelis, la squadra si chiama De Angelis, pensavo fosse la lista loro, quindi quando il 7 qua non c'era, non ce l'hanno messo qua il 7. È quello che ha fatto 2 gol, poi, capito? Siamo costretti a lavorare anche così purtroppo alcune volte, non no, ci abbiamo le liste aggiornate. No, ma ha detto grande. Sì. Anzi, questa è la peggio cosa di questo lavoro. Sì, vabbè, può capitare. Però che adesso non sappiamo come si chiama il numero 7. Vabbè, chiediamo a fine di dopo. fine partita. Adesso vediamo. Però vedo che sta fatta una doppietta. C'è una cosa abbastanza importante. Ha fatto una abbastanza importante. Io sono tratto in inganno perché il 7 qua non c'era, quindi ho letto il 7 dell'outlet, capito? Ho detto una cazzata, vabbè, può capitare. Dopo c'è un problema sul Camorì. Tanto ormai Che fa? ovviamente questi si dietro che hanno trovato una formula che non che ti permette di descrivere l'azione senza di chi senza è. di chi è il nome. Sì. Eh sì, quello ce lo spiegava, sti cazzi, che stiamo facendo. Natalizzi si riprende il gioco, la rimessa laterale, battuta con le mani in avanti. Gianmattei, ottima la giocata. Poi lo scarico facile, riparte da dietro senza fretta il De Angelis. Valentino, il rilancio lungo, preciso per Natalizzi che tenta la giocata di prima in mezzo. Piccolo però in anticipo ed De Bernardo può gestire il pallone con i piedi, può quindi ripartire la Pisana dalle proprie retrovie. Lavorato a Massari, il sinistro alla distanza, Sibila alla sinistra del portiere avversario senza però arrecare nessun pensiero. Subito torna al gioco il pallone con il De Angelis in possesso. Ottimo l'anticipo di Ciasca che però poi perde il tempo, sbaglia l'appoggio. Ora anche la Pisana costretta a ripartire da dietro. Sono intensificati i ritmi negli ultimi minuti. Scerrati, Carnevali, l'appoggio di prima che non riesce. Senza fretta il De Angelis. Il rilancio ora lungo, ottimo, preciso per Papaleo. Anticipo sulla giocata di Ciasca, può adesso ripartire la Pisana. Piccolo, tanti errori da una parte e dall'altra, zone centrocampo. Piccolo in mezzo a due, il dribbling, riesce un primo dribbling, salta a 2 uomini, però poi il pallone viene rinviato lungo dalla retroguardia in maglia bianca. Cerrati, il pallone colpisce un avversario e poi schizza
Scerrati. Laurato il doppio passo, lascia sul posto un uomo, non il secondo però, Piccolo, ancora Laurato. Il pallone ancora della Pisana, De Angelis adesso prova di conquista, lo fa suo e può ripartire in verticale con Ciasca. Ciasca, 1 contro 1, salta prima avversario, Ciasca si decentra, il tiro con il destro alla destra di De Bernardo, non molto pericoloso. Ora salire la Pisana che ha spazio davanti a sé. Laurato punta un uomo, ancora Laurato, si decentra. Laurato senza fallo, il tiro, l'intervento del De Angelis, buono, che sporca l'iniziativa avversaria. Ancora un pallone che non recupera, non riesce a recuperare la Pisana, può ripartire il De Angelis. L'apertura sbagliata, Scerrati passò la sfera. Un batti e ribatti, ancora Scerrati, versato alto da Papaleo. Piccolo, l'apertura sulla sinistra, fa correre un compagno, ancora il pallone per Piccolo, ha toccato tantissimi palloni, il tiro improvviso di Piccolo, che grande giocata, quello del numero 10 che dimezza lo svantaggio e porta la Pisana sul risultato del 2-1, grande giocata di Piccolo. Signori, un minuto, ora 1. A pochi minuti ormai, pochi secondi dal termine della prima frazione di gioco, Piccolo così dimezza il vantaggio avversario e riapre la partita nuovamente per la Pisana che sembrava bloccata. Pochi gli sbocchi offensivi della squadra in maglia nera in questi primi minuti. Scerrati entra la conclusione proibitiva al volo con il destro dalla distanza. Non c'è problema per Zani. Ancora Piccolo, autentico metronomo della Pisana. Ancora un tiro dalla distanza alla Pisana, adesso ci ha preso gusto. Non c'è più tempo però, dice il direttore di gara. Finisce qui la prima frazione di gioco, i primi 25 minuti di questa partita. De Angelis e Pisana sul risultato di 2-1. Prende ora il via alla seconda frazione di gioco con una battuta improvvisa del De Angelis. De Angelis, che ricordiamo, ha chiuso i primi 25 minuti sul risultato di 2-1, ma la Pisana ha chiuso in crescendo col gran gol di Piccolo. Pisana che ora prova ad andare avanti con Laurati, il gioco di prima. Il pallone per Ferretti, Piccolo. L'anticipo ottimo della retaguardia del De Angelis, che adesso può partire. La percussione centrale fermata. Laurati controlla il pallone. Lo scarico sulla fascia destra. Il pallone di ritorno che arriva a Massari. L'intervento giudito falloso dal direttore di gara. Fallo in attacco della Pisana. Palleggio adesso del De Angelis che deve sorpassare il baricentro, il centrocampo alto della Pisana. Piccolo, il pressing alto di Pensabene. Rimessa laterale in favore della Pisana. Calcio 8. Piccolo che adesso ha 2 uomini, non lo fanno giocare, soffocano la fonte di gioco della Pisana calcio 8, il De Angelis. Il rilancio lungo, ottimo il controllo. Lavorati, il tiro di prima intenzione, murato. Ottima azione manovrata della Pisana che ha portato al tiro di Laurato. Rimessa laterale, ancora Laurato. Il pallone, Laurato, la finta. Ancora Laurato, fa fuori un uomo, il pallone indietro, il tiro con il sinistro che beffa il portiere avversario e Ferretti riporta il risultato in parità quando sono 2 minuti del secondo tempo. 2-2 il risultato. Ma che tu non perdi così molto? 16. Se perdono qui è meglio che...
Sono bastati 2 minuti del secondo tempo alla Pisana per trovare il gol del pareggio. Ora il De Angelis, ora è tutto da rifare per il De Angelis, che poteva vantare il vantaggio di 2 gol sperperato in pochi minuti. De Angelis che adesso ci riprova, Natalizzi in avanti, il controllo con una mano dell'attaccante in maglia 7 del De Angelis. Relativo fallo e calcio di punizione in favore della Pisana. Ferretti con il sinistro, il rilancio lungo, ottimo dalla parte opposta. L'anticipo nei confronti di Ammassari. Piccolo, esiste una carica avversaria, ancora Piccolo, una finta, ottimo. Ancora il numero 10 a gestire il pallone, la sfera che schizza attraverso tutta l'area di rigore. Si salva il De Angelis, che ora può ripartire. La giocata ancora del De Angelis che si distende, il tiro murato. Si riporta in avanti il De Angelis, la situazione di ripartenza. La rimessa laterale però, scusate, in favore della Pisana. Carnevali rischia molto questo disimpegno, però riesce bene. Allora Laurati, serie di finte, Laurati ancora, il dribbling, si guadagna un calcio di punizione, un fallo prezioso a pochi metri dall'area avversaria. Ammassari e Ferretti sul punto di battuta. 3 uomini in barriera posizionati da Zani, 4 adesso. Sembra Ferretti intenzionato ad andare con il sinistro, ma ora il tocco, infatti è Ferretti il sinistro che sibila al lato della porta difesa da Zani e rimane giù un giocatore del De Angelis. Si era fermato momentaneamente il gioco, è rimasto a terra Papaleo a seguito di un contrasto. La battuta di seconda di Ferretti che si era spenta poi al lato. Riprende però adesso il gioco con il De Angelis, subito pericoloso in avanti, la sfera che schizza. La giocata centrale per l'inserimento di un compagno, ancora il De Angelis in avanti, azione insistita. La serie di belle giocate di prima, il pallone rinviato al di fuori nel campo, addirittura alla spazzala senza troppo guardare della difesa della Pisana. Rimessa adesso lunga con le mani, presa però da un giocatore della Pisana che adesso si può distendere in uscita. L'anticipo però di Valentino. Valentino carica il destro, De Bernardi in 2 tempi, fa sua la sfera. Quindi ora partire la Pisana che sale. Ferretti, giocata di prima e c'è il fallo dopo il vantaggio concesso, non concretizzato su Ammassari. Carnevali calcia la palla addosso per favorire l'ammonizione avversaria, non accade però, quindi Carnevali a gestire il pallone. Chianelli, il controllo e poi il tiro ottimo della Pisana che non si accontenta del pareggio e vuole il vantaggio ora. Ferretti,
Ancora Ferretti, il sinistro, sbaglia il cambio di campo però, può quindi ora ripartire De Angelis che si distende, l'appoggio però sbagliato, il pallone finisce a pensa bene, azione ottima sulla sinistra del De Angelis che coglie adesso il palo, ottima azione di ripartenza del De Angelis. Ancora la squadra in maglia bianca in avanti, non si arrende il De Angelis che lotta su ogni pallone, adesso porta a casa un calcio di punizione. Subito battuto, l'arbitro lascia giocare, non c'è nessuna irregolarità, quindi prosegue il gioco con la Pisana in possesso del pallone. Ferretti, l'appoggio per Piccolo che tenta di prima la giocata, non riesce però. De Angelis che tenta la ripartenza veloce. Momento adesso di tensione per tutte e due le squadre che non vogliono perdere, non vogliono neanche pareggiare. Tutte e due puntano alla vittoria, la prima, ricordiamo, della nuova stagione della Serie A Lega Calcio 8. A Massari, apertura sulla sinistra, il tiro di Scerrati che si era liberato bene, respinto però con il destro. Il controllo, ancora Scerrati, la palla in mezzo e poi a Massari, murato in calcio d'angolo. Ancora la Pisana adesso in possesso del pallone. Ferretti, il controllo difficoltoso, deve appoggiarsi a Carnevali. Carnevali, rilancio lungo ancora per Ferretti, attaccato alle spalle da un uomo, quindi può ripartire adesso il De Angelis. Il tiro dalla distanza, De Bernardi lo vede uscire alla sua sinistra. Si discute fra i stessi giocatori, momento carico di tensione agonistica. Laurato lascia sul posto un uomo, poi il passaggio in verticale, si va da Massari, ancora Laurato, manca l'aggancio questa volta, quindi rilancio lungo dalle parti di Piccolo che mette giù il pallone adesso un po' in difficoltà, si appoggia indietro al proprio capitano Chianelli. Chianelli la finta e poi si torna da De Bernardo. Chianelli, ancora De Bernardo, chiamata all'intervento coi piedi, allora Laurato si gira, ha su di sé la pressione di un uomo, Laurato se ne libera e poi l'appoggio per Carnevali. Carnevali, rilancio lungo a innescare un compagno sulla fascia destra, ottimo però l'anticipo delle guardie del De Angelis che può ora ripartire. Va il De Angelis, Ciasca tenta di accentrarsi, il passaggio che non riesce, il tocco di mano probabilmente sarà calcio di punizione per il De Angelis. Adesso ghiotta occasione per il De Angelis che può riportare la partita in parità, può riportarsi in vantaggio, scusate, dopo il pareggio di Ferretti a pochi minuti dal calcio d'inizio del secondo tempo. Parte ora la battuta del De Angelis, potente sulla barriera, posizionata da De Bernardo, il pallone va in rimessa laterale. Ciasca danza sul pallone, poi il cross buono sul secondo palo, manca l'appuntamento con la sfera, pensa bene. Comunque l'iniziativa pericolosa del numero 14, Ciasca. Ora il rilancio lungo, attento Valentino di testa. Ciasca ancora, ripiegamento difensivo, poi il cambio campo. Se la cava Natalini, il rilancio lungo senza guardare di Ferretti.
ora ritmi molto alti, si sbaglia da una parte e dall'altra. Valentino, il tacco elegante, poi la giocata di prima e il tacco volante, una grande azione corale del De Angelis che stava per sorprendere De Bernardo. Il rilancio di prima adesso sbagliato del capitano, quindi il tiro dalla distanza alle stelle, questo non può impensierire De Bernardo. Ci prova comunque il De Angelis che si porta in avanti e non molla. Massari chiama palla, adesso a Chianelli che si ferma, poi ancora Chianelli, sale, palla al piede. Ed Scerrati, non c'è il fallo, ma quindi adesso di partire il De Angelis. Ancora il De Angelis che non si arrende. Il tiro da posizione defilata, li pensa bene. Forse deviato. Vediamo adesso se il direttore di gara concederà un calcio d'angolo. È così. Nel frattempo tanto nervosismo in casa della Pisana. Calcio d'angolo battuto corto. Il cross messo adesso in mezzo, debole. Porta però a casa un secondo calcio d'angolo Natalizzi. Ciasca andrà probabilmente adesso con il destro, l'interno. Ottimo sul secondo palo, non aggancia però il pallone Valentino. La sfera termina in rimessa laterale. Quindi Ferretti che gira la sfera su Chianelli. Chianelli va in verticale, la giocata di prima per Piccolo. Non controlla la sfera Scerrati. Si può ancora distendere una volta il De Angelis. Ciasca ancora in azione solitaria, perde il pallone. Può quindi ora ripartire la Pisana. Laurati, apertura sulla fascia destra. L'ottimo intervento di Natalizzi. E adesso ancora un ottimo ripiegamento difensivo della Pisana che si porta in avanti. Adesso le squadre viaggiano sulle ali dell'adrenalina del momento di molta confusione, poco raziocinio in campo. La spizzata ancora della Pisana che lascia lì il pallone, il cross sul secondo palo. Che amnesia difensiva della Pisana, che questo intervento ha favorito l'iniziativa del De Angelis, che sta sprecando molto, sta creando molto, anche grazie alle squadre molto lunghe. De Bernardo, Laurato, Carnevali con calma, l'apertura per Ammassari, costretto a girarsi, giocare spalle alla porta, ancora Carnevali, la finta, il numero 11 ancora per Ammassari tra le linee, si gira Scerrati, messo giù. Questo è calcio di punizione da posizione interessantissima. E c'è anche il cartellino giallo per un giocatore del De Angelis. Qui il fallo netto sul numero 9 in maglia nera. Guarda. Fitta barriera, fitto muro di uomini a proteggere la porta di Zani. Una muraglia umana a proteggere Zani. Due uomini sul pallone, si allontana Carnevali. Andrà probabilmente Piccolo con il destro, probabilmente che tenterà il tiro sul secondo palo. Arriva il fischio del direttore di gara. Zani, il tiro
sul secondo palo ed è il gol del sorpasso della Pisana. Piccolo, autore di una doppietta e di una partita di grande spessore, firma il sorpasso della Pisana. 3-2 risultato, 18 minuti sul cronometro. È una clamorosa rimonta quella che il De Angelis ha subito in poco meno di un tempo, da 2-0 a 3-2 per la Pisana Calcio 8, trascinata da un grandissimo Piccolo, autore di una doppietta fondamentale. Adesso il grande controllo di Ammassari. Ammassari se ne va via un uomo. Ammassari, il tiro fuori di non molto. Che giocata di Ammassari. ...18 minuti del secondo tempo sono ormai passati, pochi minuti a disposizione del De Angelis per rovesciare la partita. De Angelis che però si porta ancora in avanti, adesso un tiro velleitario dalla distanza, non inquadra per niente la porta difesa da De Bernardo. Adesso sicuramente meno fretta, sarà meno frenetica la manovra della Pisana, che ha tutto l'intenzione di mantenere il risultato, di gestire il pallone senza fretta. Adesso il rilancio lungo, Ammassari a lottare sul pallone. Ciasca tenta la fuga, Ammassari, ottimo ripiegamento difensivo, disturba l'avversario. Allora Cerrati, adesso il controllo del portiere avversario Zani, l'anticipa, passò la sfera e poi per Capitan De Angelis il cross. Laurati mette giù la sfera davanti a sé De Angelis, il pallone per Piccolo, disturbato. Rimessa laterale in favore della Pisana. A battere il Capitan Chianelli. Cerca un compagno davanti a sé con lo sguardo. Lo trova in Laurati. L'appoggio dietro del numero 8. Chianelli per Piccolo. Ancora Piccolo. Lascia scorrere il pallone per Carnevali. Ferretti. Laurati sale, palla al piede, il sinistro in diagonale. Non molto preciso il sinistro di Laurati. Valentino, spazio davanti a sé, sale, molto schiacciato adesso la Pisana. Valentino, il tiro, respinto, guadagna metri il De Angelis. Rimessa centrale, la spizzola di testa, il colpo vincente. 3-3, incredibile. Il risultato cambia nuovamente qui. E il De Angelis acciuffa il pareggio quando mancano pochi minuti al fischio finale. Gara ricca di colpi di scena qui a Fiumicino, dove è in corso la sfida fra De Angelis e la Pisana Calcio 8. Da 2-0 a 3-2, risultato clamoroso, e poi adesso il 3-3, il pareggio del De Angelis. Piccolo, Ammassari, il dribbling a liberarsi di un uomo, poi l'appoggio indietro per Chianelli. Piccolo, il tentativo di dribbling che non riesce, quindi il De Angelis che però non approfitta per l'affondo. Capitan De Angelis al rilancio. Cerrati a lottare sul pallone, ancora il numero 9, ma da terra un uomo, ancora Cerrati, l'azione personale, il tiro e la respinta del portiere avversario che salva la squadra e manda la palla in rimessa laterale. Angolo in favore della Pisana, pochi minuti su cronometro, il cross lungo
E ancora un'occasione per il De Angelis. Ottimo l'intervento difensivo di Capitan Chianelli, che in modo regolare, il direttore di gara, stoppa l'azione. Rimane però a terra un giocatore del De Angelis, colpito dall'intervento di Chianelli di qualche secondo fa. L'arbitro non ha fermato il gioco, ma ovviamente si rallenta adesso la ripresa per permettere al numero 7 in maglia bianca di riprendere. Papaleo sale, palla al piede. Gianmattei, lavorato, ottimo ripiegamento difensivo. Allora la palla sulla destra per Ammassari, che può correre. Ammassari a campo davanti a sé, fermato in modo irregolare. Ancora un calcio di punizione e tensione adesso fra i membri delle due squadre. Calcio di punizione subito battuto, c'è Ferretti da solo davanti al portiere. Ferretti approfitta di un momento di defiance della difesa avversaria per mettere a segno il gol dell'incredibile 3-4. Ancora Pisana avanti, 3-4 al 24esimo minuto. Adesso forti proteste tra i membri del De Angelis per il calcio di punizione assieme sul fallo di Ammassari, battuto poi velocemente in direzione di Ferretti, che ha messo a segno la doppietta personale. Punizione battuta subito. Adesso subito il calcio d'inizio, battuto in materia potente, subito in direzione della porta. Tenterà tutto per tutto il De Angelis in questi secondi finali, forse ai minuti, se il direttore di gara concederà un recupero. Piccolo Valentini, manca qua il colpo di testa. Scerrati verso la porta, lanciato Scerrati, il tocco morbido e il pallone che esce di pochissimo. Che occasione per il numero 9. Signori, 2 minuti da ora, 2. Arriva ora il recupero del direttore di gara. 2 minuti per il De Angelis per salvare una partita che aveva ripreso. Era riuscito a pareggiare e poteva portare a casa. Papaleo, il controllo, e ci pensa Ammassari. Laurati, pallone di ritorno, non riesce. Allora Laurati, ancora azione personale. Scerrati dalla fascia destra, chiuso da Papaleo. Rimessa laterale per la Pisana, che adesso ovviamente proverà a prendere tempo, a gestire la sfera senza affondare il colpo, senza rischiare, in vantaggio di un gol, quando ricordiamo manca circa un minuto alla fine della partita. Adesso la fuga di Ammassari e poi il tocco con il sinistro. L'arbitro però ha fermato tutto, il pallone era uscito, il numero 14 non era riuscito a tenerlo all'interno. Il lancio adesso lungo del De Angelis, che rischia tutto per tutto, si porta in avanti senza pensare e arriva il tiro dalla distanza. De Bernardo controlla senza rischi, vede la sfera uscire alla propria sinistra e adesso si appresta con molta calma. Carnevali, il rilancio lungo. Mancano pochi secondi ormai al termine della partita. Ricordiamo la Pisana che conduce, il De Angelis avanti nel cercare di rimontare questo gol di svantaggio. Il tocco di prima, Carnevali che pulisce l'area con un rilancio lungo. Finisce qui la partita, il triplice fischio arbitrale sentenzia la vittoria della Pisana in rimonta. Partita pirotecnica qui a Fiumicino. La Pisana si impone, buona la prima per 4-3 sul De Angelis, che invece buca la prima uscita stagionale.